Venezia, mare di Germania. Se le merci in treno da Fusina a Duisburg, uno tra i maggiori interporti mondiali, arrivano in meno di 30 ore, ogni ragionamento commerciale prende una piega diversa e le distanze si accorciano. L'asse è quello che congiunge il Medio Oriente con la Scandinavia e in quest'ottica Venezia assume una piena centralità in un nuovo servizio di collegamento intermodale fra le navi Grimaldi Lines in arrivo a Fusina e i treni che il gruppo Rail Cargo, in collaborazione con Samskip, movimenteranno dal porto commerciale veneziano a partire da metà marzo. Noi siamo al centro di due corridoi che sono il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo, che collega di fatto fondamentalmente l'est dell'Europa all'Atlantico, e siamo sfiorati lambiti dallo scandinavo-mediterraneo che parte fondamentalmente dalla Lapponia e finisce in Sicilia. Ma abbiamo un enorme vantaggio, che è quello di avere il retroporto industriale e produttivo tra i più vivaci e più importanti d'Europa e sicuramente il più importante d'Italia, che è il famoso nord-est. Tempi e sostenibilità, tempi di percorrenza e anche meno inquinamento, ecco, su cosa quali vantaggi maggiori? Allora, il servizio che partirà a marzo, che stiamo presentando oggi, ha circa 29 ore collega Venezia a Duisburg, che è il più grande interporto che c'è in Europa e uno dei più grandi del mondo. Questo significa connetterci al più grande interscambio, se volete, che esiste in Europa e che è baricentrico appunto rispetto a nord-sud, est-ovest. Su Venezia passa più la notizia del fatto che sia trasporto passeggeri, ma invece come intermodalità ci sono altrettante e superiori forse possibilità di sviluppo. Sì, purtroppo molti parlano di Venezia senza conoscere Venezia. Sulla stampa internazionale fa notizia della nave da crociera che passa in bacino San Marco e non fa notizia invece il fatto che il porto dà un sacco di posti di lavoro grazie al porto commerciale. Per noi il porto commerciale è imprescindibile, è fondamentale. Tutto il lavoro che sta facendo il Comune per renderlo competitivo è enorme, insieme appunto alla Regione e al porto. Speriamo appunto che anche il governo ci metta il suo, creda nelle infrastrutture, perché senza infrastrutture non c'è crescita. 3 collegamenti a settimana sono l'investimento iniziale su una rotta che ha tutto per essere implementata e possa comprendere anche collaborazioni più ampie con gli interporti di Padova e di Verona. La Germania meridionale diventa più vicina, ma l'ottica, come hanno spiegato gli attori interessati, è assolutamente globale.